Cancunen, che con la testa sulla mia spalla piangeva, è stata la più forte della storia dei rally. Non vedevo l'ora di venire qua in officina. Era l'inizio appunto di una bella storia. Erano in grado di risolvere dei problemi che per noi sono inimmaginabili. Inimmaginabili. Ci sono indirizzi che per chi ha il motorsport nel sangue sono coordinate dell'anima. Torino, Corso Marche 38. Dietro quel cancello si fabbricavano leggende. Un mito che rinasce a 497 km più a est, a Codroipo, nel cuore del Friuli. Al centro di tutto c'è la storia del reparto corse Fiat Lancia, il più vincente di sempre, raccontata nel libro di Gianni Tomazzoni, insieme a chi quel mito lo ha plasmato con le proprie mani, gli uomini ombra, Rino Buschiazzo e Roberto Vittone. A testimoniarlo i piloti e i navigatori che hanno scritto la storia del rally, Biasion, Pirollo, Tognana, De Antoni e Bacchelli. Tutti uniti per celebrare un ritorno inaspettato, la Lancia Delta HF Safari, rinata grazie al lavoro straordinario dei fratelli Ivan e Stefano Parussini di Italia Motorsport. L'idea di questo libro nasce un anno fa, il 2 maggio del 2025, quando a Molveno incontro per la prima volta Rino Buschiazzo e Roberto Vittone in occasione del 40° anniversario della scomparsa di Attilio Bettega. Nasce questa idea di comporre questo volume legato alla storia dei meccanici e dopo questo primo avvicinamento conoscitivo c'è stato un primo incontro a Neive e da lì ne sono seguiti altri e ogni volta era una storia diversa e da lì piano piano, tappa per tappa, è nato questo libro. Questo volume mi ha permesso di capire una cosa molto importante che c'era all'interno del team Lancia Martini, che era lo spirito di squadra. Erano tutti affiatati, nessuno si pestava i piedi, ognuno aveva il proprio ruolo ed erano in grado di risolvere dei problemi che per noi sono inimmaginabili. E da grande appassionato quale sono sempre stato io, mi rendo conto di essere riuscito a trasmettere al lettore le emozioni che loro hanno trasmesso a me nel raccontare le proprie avventure personali. Facevo parte della squadra prima Fiat e poi Lancia Martini e è venuta questa idea del libro perché avendone visti molti sui piloti, sulle macchine e anche sugli ingegneri e tutto, ma mai sui meccanici. Di conseguenza si voleva ricordare a partire dagli anni 70 e anche qualche anno prima, quello che era stato prima la Lancia HF ai tempi dei meccanici della Fulvia, delle Stratos, della squadra Fiat di cui io ho iniziato a far parte nel 1973 e poi della Lancia Martini quando ci hanno riuniti sotto lo stesso gruppo. Uno dei ricordi più belli è quando nel Portogallo del 1980 con Marco Allen ha perso la ruota e io e un altro ragazzo eravamo fuori dall'assistenza che lui è riuscito ad arrivare e siamo riusciti a mettergli completamente la sospensione completa anteriore destra e poi ha fatto un trasferimento solo con 3 freni perché c'era un tubo che era lesionato e non si poteva sostituire dove eravamo noi e dopodiché era precipitato al 60° posto. Era l'inizio del rally del Portogallo molto lungo, a fine rally è riuscito anche a vincerlo, causa anche il ritiro di Micola con l'Audi 4 che aveva rotto il motore, però era già risalito fino al 2° posto. Questo è stato uno degli episodi che sicuramente mi ha dato più animo a fare il lavoro che io ho sempre amato. Io sono arrivato nella squadra corse, all'epoca era Fiat, era il 15 aprile del 77 e all'epoca c'era la 131. Poi siamo passati sulla 037, poi sull'S4 e purtroppo facendo assistenza con gli elicotteri ero il primo ad arrivare sull'incidente di Attilio, sull'incidente di Toivonen. Io con Dal Sasso, tutti e due, che era un mio collega, siamo stati i primi ad arrivare lì e vivere la scena, diciamo.
E poi nell'87 io ero in Kenya, mi ricevo una telefonata da Fiorio che mi dice: Rino, te la senti di fare il responsabile, perché Pianta è andata in Alfa Romeo, dovresti fare tu il responsabile sui campi di gara e gestire un po' tutti i meccanici. E io gli ho detto: Cesare, ci provo, perché e così lui mi ha detto: tu vai tranquillo che se qualcosa non va ci sono io. E lì è cominciata un po' la mia avventura. Prima di quello, nell'86, facevo già tutte le prove tecniche con Pianta, ogni tanto gli ho fatto da navigatore, ogni tanto mi ha portato fuori strada, e la vita era un po' quella. Noi vivevamo, credo, in famiglia pochissimo, perché specialmente io ero sempre in giro. Lancia ha vinto più di ogni altro costruttore dei titoli mondiali, e anche con macchine non estremamente competitive, ma Lancia vinceva anche e soprattutto per l'organizzazione che c'era alle spalle. Vinceva da quando una macchina veniva pensata dai tecnici, dagli ingegneri, a quando veniva prodotta, e cominciava a vincere già da quando la mettevano in officina per scorticarla, per svuotarla e trasformare una vettura stradale in una macchina da corsa. La squadra Lancia è stata la più forte della storia dei rally. Ha battuto sempre, quando si impegnava, i più grossi costruttori, i più grossi giganti come produttori automobilistici, e questo era merito sia dei grandi tecnici e ingegneri che ci lavoravano, della gestione sportiva, ma soprattutto anche dei meccanici che lavoravano in gara. Fiorio era un grande condottiero e diceva sempre a tutti quanti prima delle gare: è inutile che noi investiamo 10 miliardi per vincere il Safari Rally e poi l'ultimo di voi si dimentica di stringere un bullone da 100 lire, parliamo in lire allora, c'erano ancora le lire, e perdiamo un investimento così grande. Quindi la responsabilità che ha l'ingegnere quando progetta la macchina, il direttore sportivo quando iscrive le macchine alle corse, i piloti quando le guidano, è la stessa che avete voi. Quindi tutti quanti, dal primo all'ultimo, dal più piccolo dall'ultimo dei nostri collaboratori al più importante, hanno la stessa responsabilità. E con questa mentalità Lancia ha dominato con tutte le macchine con cui ha corso, dalla Fulvia alla Stratos, alla 037, all'S4 e a tutta la serie delle Delta con le quali ho avuto la fortuna di correre e di essere il pilota che ha vinto il maggior numero di gare di mondiale con la Lancia Delta. Volando con gli elicotteri qualche volta succedeva degli inconvenienti, quello che è successo a me più grave, c'era anche Roberto con me in Kenya, quando seguivamo Miki. A un certo momento abbiamo deciso di cambiare il luogo di atterraggio, il pilota ha dato potenza ma eravamo su in alta quota, la turbina è andata in stallo e siamo scesi giù, capottando fortunatamente su una scarpata inclinata. Abbiamo picchiato e fatto 3-4 giri di elicottero, c'era pezzi di ricambio dappertutto. Siamo stati fortunati, si è fatto male un po' il pilota, ma pochissimo, e noi siamo usciti illesi. Con l'elicottero, con certi piloti, quello della Corse che si chiamava Pierre e uno in italiano che era Chico, quando per farci atterrare più vicino al posto di assistenza, lui si appoggiava con l'elicottero da una parte, poi io che coordinavo i meccanici facevo scendere uno per volta e lui equilibrava man mano che noi ci accucciavamo. Quando io ero sceso per ultimo, lui andava via. Quando era ora ci rimettevamo allo stesso posto, nella stessa posizione, lui arrivava col piede, con la pedana si appoggiava vicino a noi, aprivamo la porta, facevo salire uno, facevo salire due e poi io salivo per ultimo. Qui potete vedere anche la macchina che ho corso io al Rally di Sanremo nell'87 come premio, perché avevamo vinto il mondiale gruppo N con Fiorio, con Alex Fiorio.
e sinceramente ho un ricordo bellissimo di quella gara perché siamo andati veramente forte, specialmente sulla terra. Ti dico, terra bene, asfalto un po' meno, ma eravamo abbastanza crudi sulle quattro ruote motrici asfalto, però il risultato noi l'abbiamo guardato solo ed esclusivamente sulla terra. Poi da lì abbiamo cominciato a correre poi col gruppo A nell'88, 89, 90 con la Delta sia Totip che Fina che Martini. Quindi poi qui non so, avrete visto delle macchine meravigliose, dalla Delta Safari, dalla Stratos che è lì posteggiata, che è un sogno per me, perché io faccio alcune gare anche con una Stratos, con Olindo Deserti, che è un gentleman driver, e io sinceramente quando sono salito la prima volta sulla Stratos ho detto la cosa è uno dei sogni miei, perché io correvo sempre contro la Stratos col 131 e non capivo perché questi andavano sempre più forte. Poi quando sono salito sulla Stratos ho capito, perché è una macchina da guerra. Questa era veramente invincibile, era incredibile e io mi diverto. Poi faccio una cosa che pochi capiscono: il rumore di questa macchina, il sound di questa macchina è una cosa che è un sogno, perché è un 6 cilindri, scarico aperto. Ragazzi, confronto alle macchine di adesso che non fanno rumore, fa schifo il rumore di adesso. Cosa faccio? Io abbasso un po' il finestrino e spero di essere dentro una valle che rimbomba tutto. È la cosa più bella di tutte, sentire il rumore di una Stratos. Io ho corso il primo anno con 131 Abarth nel 1980 con Sergio Cresto, col povero Sergio, che qui mi piace anche ricordare. E era il mio primo anno di gruppo 4 e a Sanremo a un certo punto ci siamo trovati quinti assoluti. E per cui Fiorio decise che dovevamo avere l'assistenza ufficiale, non più quella solo del Jolly Club, per cui c'avevo anche l'elicottero con loro sopra la testa che ci seguiva sopra la Pro Speciale. Ricordo che abbiamo rotto il differenziale, ci siamo dovuti ritirare, loro sono atterrati per vedere cosa era successo, ma non c'era la possibilità di cambiare il differenziale, per cui per la prima volta io ho detto a Sergio: tu rimani qui con la macchina, io salgo in elicottero così mi vado a godere le prove speciali dall'alto. Io e Tonino abbiamo sempre avuto un grande rispetto e considerazione dei meccanici, perché abbiamo sempre capito che se dovevamo funzionare io e lui come pilota e navigatore in macchina ci doveva essere anche il feeling giusto con chi ci gestiva tutto quanto. Almeno in 2 occasioni non abbiamo perso una gara grazie all'intervento dei meccanici. Io li ritengo più che uomini ombra angeli custodi, perché quando adesso sono cambiate le cose, ci sono dei parchi assistenza con tutti gli agi o quasi, negli anni miei invece questi angeli custodi te li trovavi nei punti più inaccessibili, nei momenti più di cui avevi veramente bisogno, e quando arrivavi l'assistenza era come arrivare in un porto sicuro e trovare dei meccanici, degli amici che si prodigavano per te, era semplicemente stupendo. Con questo libro si vuole dire un grazie anche a tutti coloro che magari non hanno partecipato anche direttamente sui campi di gara, perché ce n'era molti comunque che svolgevano altre tipologie di lavoro a casa. E poi soprattutto si voleva aprire un po' il mondo, gli occhi della gente sulle persone che veramente hanno lavorato in questi campi, perché ultimamente con Facebook o altri elementi diciamo tecnologici si ritrovano delle persone che hanno fatto tutto loro ma non hanno mai messo piede in Abarth. Questo vorrebbe dare un po' una direzione a quello che veramente è stato, rendere gloria a quelli che, dicendola in un modo magari improprio, si sono fatti il mazzo. Si viveva coi piloti, ad esempio
tanti piloti, c'era proprio un rapporto di amicizia, specialmente con Marco, che nell'ambiente dicevano tuo fratello Marco, dicevano, e a lui chiedevano tuo fratello Rino. Poi anche, non so, con Cancunen, con Didier Auriol, ci sono stati dei rapporti molto, a volte si confidavano, mi chiedevano, mi ricordo, adesso senza entrare nel dettaglio, di Cancunen che con la testa sulla mia spalla piangeva e mi raccontava le sue storie private, no? Ecco, l'unico rammarico che ho di tutto questo tempo, ho fatto ancora il 93 fino a giugno, quando c'è stato il programma con Carlos Sainz, ma a un certo momento mi sono reso conto che le premesse che c'erano non venivano rispettate. A un certo momento Carlos Sainz gli avevano promesso mari e monti, che sarebbe stata la lancia di sempre, mi sono reso conto, però in Abarth non c'era più il budget per sostenere la Delta, e quindi tante cose che mi ricordo, tante richieste che lui faceva, a un certo momento l'ingegnere Limone mi ha detto: adesso che gestisce la Delta è il Jolly Club paga, ci ordina quello che vuole, noi glielo costruiamo, ma questo non è mai successo. Allora ho capito che era meglio cambiare aria e me ne sono andato. Miki inizia la prova, una fumata di olio e dice: ho rotto il turbo, e l'abbiamo visto. Siamo scesi di colpo e abbiamo iniziato, al fianco c'era un po' di terrapieno, un po' di spazio, e abbiamo iniziato a cambiarle. Miki toglieva i manicotti, e poi quando è stato ora di togliere la protezione nessuno voleva andare sotto perché lì ci sono i serpenti, e allora abbiamo iniziato a saltare sopra finché abbiamo rotto la protezione, abbiamo tolto il manicotto sotto e poi abbiamo cambiato il turbo e ci abbiamo messo 45 minuti. Io ho iniziato a seguire la parte elettrica che poi è diventata elettronica, quindi questa è la mia diversità. E l'Abarth veramente, io sono entrato di elettronica, nelle vetture c'era veramente niente, e nel mio percorso da 4 fili che erano fatte le macchine, io inizio col 131 in poi, all'esperienza, poi la macchina è diventata veramente un elemento dove l'elettronica la faceva proprio da padrone. Eravamo, diciamo, all'inizio di una striscia vincente e non indifferente, perché qua siamo intorno all'89 e quindi era l'inizio appunto di una bella storia. Il gruppo Fiat con i vari modelli ha cercato per quasi 20 anni di vincere la gara più difficile e anche più, diciamo, più famosa al mondo assieme a Monte Carlo, il Safari Rally. E dopo tantissimi tentativi, finalmente nell'88 e nell'89 siamo riusciti a portare il trofeo dell'elefante a casa. Devo dire che quando ho saputo che era stata riscoperta la vettura con cui ho vinto il Safari nell'89, perché quella dell'88 è al Museo Heritage di Stellantis, mentre quella dell'89 era andata, non dico persa, ma non si sapeva dove era finita. Quando è stata ritrovata una decina di anni fa,
nascosta sotto le sembianze di una Delta da competizione però per asfalto, e abbiamo deciso di riportarla all'antico splendore. E io, già collaborando da tempo con i ragazzi qui di Italia Motorsport, con i fratelli Parussini, mi sono dedicato col cuore, soprattutto con tutto l'affetto possibile che avevo nei confronti di questa vettura. Vincere il Safari per me è stata la soddisfazione più grande dopo i 2 titoli mondiali, e aver riportato, come dire, agli antichi splendori la macchina con cui ho vinto il mio secondo Safari. Per loro è stato un lavoro enorme, per me un'immensa soddisfazione dare i consigli e seguire il restauro maniacale con cui è stata fatta questa macchina. Ma sì, è il sogno che avevamo da bambini, da ragazzi più che da bambini. E quindi noi vedevamo sempre correre la Delta, però ci chiedevamo ai meccanici chi la faceva, le fatiche. E un giorno da ragazzo ho detto a mio fratello: sai che bello sarebbe avere un bel capannone con le Delta tutte messe in riga da corsa, Michi Biasion. E Rino Buschiazzo, che è qua, averlo proprio impagliato in officina come, no? E poi si è avverato questa cosa, e adesso avere anche qua tutti i meccanici a vedere la nostra macchina restaurata, e siamo andati oltre le aspettative del sogno dei ragazzi. Quindi è sempre un'emozione avere poi i piloti. Questo è uno degli ultimi restauri, uno degli ultimi, speriamo che non sia l'ultimo, uno dei restauri che abbiamo fatto. Abbiamo fatto tante altre Delta e non Delta ufficiali che hanno corso negli anni, e questa è forse la più importante, perché è una macchina particolare. Vedo anche i meccanici sono molto legati, quindi è una macchina diversa da tutte, ed è stata difficile anche da restaurare, perché non è stata una bella fatica, e siamo contenti del risultato, e poi coronato dai complimenti loro è ancora di più. Qualche anno fa è arrivata la proposta di riportare questa Delta da asfalto a Safari, in versione Safari, chiaramente una sfida abbastanza particolare, e quindi se è una sfida particolare noi ci siamo. Quindi abbiamo studiato innanzitutto un grande studio sulla macchina, com'era quando ha corso, tutti i particolari che ci andava, che non c'erano. Abbiamo dovuto fare ricerche, fare pezzi dal nuovo, con gli ingegneri, con i meccanici. Ho fatto delle ricerche con loro per capire effettivamente com'era la macchina, e secondo me è venuto un ottimo lavoro, insomma. Cioè, a me piace, la vedo come fosse la Safari uscita nell'89. Avere stasera tutte queste persone che noi le abbiamo sempre viste nelle riviste, nei filmati, con queste assistenze, avere qua adesso la Safari finita e avere loro che giudicheranno e vedranno il lavoro che abbiamo fatto, secondo me è una soddisfazione che non capita ogni giorno. Un lavoro del genere lo devi fare principalmente per passione, non hai altre alternative. Sinceramente io quando ho cominciato a fare la macchina, avevo delle giornate che non vedevo l'ora di venire qua in officina a montare la Safari. Quindi mi svegliavo alle 4, ma è vera cosa, mi svegliavo alle 4 per pensare cosa dovevo fare, cosa dovevo montare, cosa mi serviva per farla com'era, e quindi secondo me per un appassionato avere l'opportunità di lavorare comunque su queste cose è un sogno. Ma quante volte sei caduto con l'elicottero? Io 4, ma se chiedevi a Roberto 5. Incredibile. E mica è iniziato la prova, io e lui eravamo in elicottero, per fortuna io non sono mai caduto. Le prime gare sono stati dei grossi problemi di semiassi, che poi in effetti ho rotto il semiasse a Monte Carlo, lì in Grecia, si rompevano. Mi confermi? La prima gara che abbiamo fatto in Grecia, dove
il telaio è arrivato distrutto e per cercare di tenerlo assieme gli saldavamo le chiavi perché i tubi si erano rotti. Ma nessuna difficoltà perché la 037 era facilissima, quindi era come guidare un KTM. E anche il rumore era molto simile. L'ingegnere Lombardi, dovreste provare questo differenziale perché secondo me, ma sono le 2 di notte, no perché ho bisogno dei dati per domani.